Cari amici di Sicilia Magazine, ci troviamo a Palazzo Biscari per festeggiare i 10 anni di Sicilsat, un'azienda che da pedara è riuscita a superare i confini dell'Europa ed arrivare in tutto il mondo. 10 anni sono l'inizio, il warm-up diciamo della nostra azienda, dove ci sono stati momenti difficili, è inutile negarlo, però oggi ci ritroviamo con un'azienda che è proiettata per il futuro, non dico per i prossimi 10 anni, ma penso anche di più, dove noi abbiamo delle possibilità realmente importanti di promuovere al sud delle attività e delle idee che sono vincenti a livello europeo e anche internazionale. E i nostri clienti, la NATO, c'è l'Agenzia Spaziale Europea, ci sta Eutelsat, ci stanno tante altre società leader in Europa e anche nel mondo. Nel futuro sicuramente c'è due elementi importanti, sono i nostri dipendenti, che sono una perla di realtà sviluppata all'Università di Catania, l'università che per noi è partner in tutte le nostre attività, perché potete immaginare che c'è sempre una ricerca, quindi noi abbiamo l'università come a fianco spalla veramente importante. Quindi a voi per questi primi 10 anni e per tutti gli anni. Sì, comunque da qui, ma anche tornare qui da ovunque, nel senso che vogliamo invertire questa narrazione che vede i ragazzi siciliani andare fuori e rimanere fuori per trovare lavoro. Non è così, la serata di stasera lo dimostra. Voglio dire, è un momento davvero particolarmente favorevole per la Sicilia e per i giovani siciliani che vogliono studiare e trovare lavoro qui in Sicilia, con imprese che sono all'avanguardia non solo a livello italiano ma anche a livello internazionale. E quindi davvero ribaltiamo questa narrazione, e non è un caso che in pochi giorni ho visto due iniziative, una a Ragusa e una qui a Catania, in cui il logo dell'iniziativa era una Italia capovolta che vedeva appunto in alto la Sicilia. Secondo me non può essere una coincidenza, è davvero un momento straordinario. È un grande evento, soprattutto perché questi 10 anni sono stati 10 anni terribili. Già uscire dal Covid in maniera decorosa era già un grandissimo successo. Per di più svilupparsi, doppio successo. Io sono veramente molto fiera e orgogliosa, perché è un preciso compito di Confindustria di aiutare soprattutto ad avere sinergie con tutte le grandi imprese, Leonardo, Microsoft Electronics, tutto questo un patrimonio enorme che noi abbiamo qui a Catania. Sarà sempre più importante, specialmente questo settore, per il futuro e soprattutto per i giovani, che assolutamente devono rendersi conto che in Sicilia il lavoro è un lavoro eccellente, c'è. Sicilsat è nata 10 anni fa, oggi celebriamo i 10 anni. Probabilmente è il momento questo di puntare sulla creazione di un polo aerospaziale, questo in un momento in cui la realtà delle comunicazioni satellitari sta cambiando profondamente, sta cambiando pelle. Questo è un qualcosa che già la legge dello spazio, che è stata recentemente approvato, in qualche modo prevede. Bisogna fare in modo di concretizzarlo. D'altronde il futuro va immaginato, noi stiamo cercando di immaginarlo e poi se lo immaginiamo probabilmente possiamo anche realizzarlo, ed è quello che cercheremo di fare.